Non è indagato il 68enne che ha sparato nella tarda serata di lunedì 3 novembre durante una tentata rapina nella sua abitazione a Grignano Polesine, frazione di Rovigo. La decisione arriva dalle disposizioni della nuova legge sulla legittima difesa. Dalle prime ricostruzioni della squadra mobile, una banda composta da 2 o 3 malviventi ha fatto irruzioni armate con il volto coperto nella casa dell'uomo. Nel corso dell'assalto, uno dei banditi è stato ferito da un colpo di pistola esploso dal proprietario di casa. La procura di Rovigo, in una nota, ha precisato che si procede al momento contro ignoti per il reato in ipotesi accusatoria di tentata rapina aggravata dall'uso delle armi, dal travisamento e dall'irruzione in un'abitazione privata. La polizia ha già ascoltato il proprietario dell'immobile e alcuni testimoni, mentre proseguono gli accertamenti sui filmati delle telecamere di sorveglianza della zona per identificare i responsabili. Secondo una prima ricostruzione, il 68enne avrebbe reagito distinto dopo essersi trovato faccia a faccia con i rapinatori, esplodendo forse più colpi di pistola. Uno dei malviventi sarebbe stato colpito e ferito, anche se al momento non risultano persone ricoverate con ferite d'arma da fuoco negli ospedali del territorio. Su questo fronte, la questura di Rovigo ha diramato un'allerta alle strutture sanitarie della provincia, nel tentativo di individuare il componente della banda rimasto ferito durante la fuga. Sulla questione è intervenuta anche la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, con un post su Facebook appoggiando il proprietario di casa. La difesa è sempre legittima. Queste le parole della Premier diffuse sui social.